E voi le avete mai viste tutte queste persone ad assistere ad una partita di basket tra i dilettanti? Domenica si è giocato il derby tanto atteso tra il Panormus Basket e il Green Basket Palermo al Palamangolo, struttura che per tanto tempo purtroppo è stata chiusa al pubblico per motivi di agibilità degli spalti. Ebbene, domenica, come avete potuto vedere dalle foto e da queste immagini, c'erano oltre 500 persone a sostenere l'una o l'altra squadra. Al di là del risultato, all'insegna di una rivalità sana, come sempre ci ha insegnato lo sport della palla a spicchi. Il risultato finale ha visto la squadra di casa avere la meglio in volata, in una partita ad alto punteggio che li ha proiettati tra l'altro al secondo posto della classifica della divisione regionale A per quel che riguarda il girone siciliano. E alla fine voi vi aspettate la garra del derby, la grinta. Niente di tutto questo. I due capitani, Flavio Paternò e Giuseppe Lombardo, si sono riuniti per una cena e una birra insieme, cosa che solo il basket può